su 1000 ce la fa. Se non proprio come nel celebre brano di Gianni Morandi, poco ci manca. 4, questo è il numero dei posti a ruolo da infermiere messi in palio, per così dire, dall'ULSS 2, posti a tempo indeterminato e dunque molto allettanti, in grado di attirare aspiranti sia da vicino che da lontano. Cava dei Tirreni, una provincia di Salerno. Io sono siciliana ma abito a Vicenza, quindi mi sono trasferita da poco per fare questo concorso. Sono da San Donà di Piave. Al concorso pubblico indetto dall'azienda sanitaria trevigiana sono arrivate oltre 2000 domande. Dopo preselezione, prova scritta e prova pratica, i candidati rimasti in corsa sono 1193, per i quali oggi ha avuto inizio la lunga sessione della prova orale, con esami in programma da qui fino ai primi di febbraio. Una settantina al giorno, pochi minuti per ciascun candidato davanti alla commissione giudicatrice riunita presso l'ospedale di Castelfranco. Nell'attesa del proprio turno la tensione è palpabile, alta come le aspettative di chi spera di trovare finalmente il lavoro per cui si è messo studio e impegno. Male. Però siamo ancora, tanti, quindi sarà ancora difficile. Ecco, se superi questo concorso dovrai trasferirti qui per lavorare? Sì, probabilmente. Vabbè, vedo che comunque Treviso in generale non è male come città. Ho studiato tantissimo, sono veramente in ansia. Probabilmente il tono di voce rende... Gestire un concorso con oltre 2000 domande non è una cosa semplice. Di fatto noi come azienda ci siamo anche appoggiati a un'azienda esterna che ci ha dato una mano nella preselezione e nella prova scritta e pratica, soprattutto per quanto riguarda la correzione delle prove. La graduatoria finale sancirà i nomi dei 4 che otterranno il posto, ma anche per gli altri c'è speranza. Dalla stessa lista, infatti, potranno attingere al bisogno anche le altre ULSS del Veneto. Il mio obiettivo è di entrare in graduatoria, quindi posso essere anche l'ultima dalla graduatoria, ma è importante entrarci.